Si è svolta sabato 20 agosto la 16ª edizione del premio Siparo d'Oro, organizzato dal giornalista Lelo Castaldo, che quest'anno per la prima volta si è svolto presso il Tempio di Giunone alla Valle dei Templi. Diversi premiati che hanno spaziato nei vari settori, quello della cultura, della medicina, dello spettacolo, nel sociale. I premi sono andati al dottor Fabrizio Pregliasco, medico virologo, a Luciano Garofano, generale del RIS di Parma e volto noto del piccolo schermo, all'attore agrigentino Gianfranco Iannuzzo, a Mimmo Galletto, artista agrigentino molto noto per i suoi scritti in lingua siciliana, al presidente dell'Equa Consorzio Universitario di Agrigento, dottor Antonino Mangiacavallo, a Giuseppe Frazzitta, medico neurologo esperto in malattie neurodegenerative che ha fatto importanti studi sul Parkinson, al tenore Andrea Donzella, non vedente, che si è anche esibito sul palco cantando due brani famosi come Mamma e Granata, a Gesuela Pullara, dirigente della polizia penitenziaria al carcere Petrusa della nostra città. Un premio speciale è andato anche alla giovane ragazza che si batte per la parità femminile e al momento si trova a Kabul, in Afghanistan, l'agrigentina Gaia Bellia. Un premio speciale è stato assegnato a Nino Bellomo per i suoi 100 anni di età e per le sue brillanti performance teatrali. Lo spettacolo è stato condotto da Margherita Trupiano e Simona Stammelluti. Ha lietato la serata il musicista Tommy Sinatra con la regia di Gianni Bracceri. Dottore Pregliasco, ecco, oggi lei riceve questo premio qui ad Agrigento per la sua grande attività svolta, ma a che punto siamo sul Covid? Siamo in una fase di transizione tra quella che è stata la terribile pandemia con tutti i suoi danni psicologici, economici e di sofferenza e una fase di andamento endemico che non dobbiamo però immaginare come una presenza costante e continua. Come stiamo vedendo con Omicron 5, un'onda in questo momento in una fase di discesa per fortuna, ma temiamo e dobbiamo pianificare o di organizzare una serie di servizi per onde successive che purtroppo ci terranno compagnia nei prossimi anni. Speriamo, salvo l'insorgenza di nuove varianti, che ci sia un andamento come le onde di un sasso in uno stagno, quindi con un lento digradare. Però tutto questo non vuol dire abbassare la guardia. Ora abbiamo farmaci antivirali per curare le persone fragili che rischiano ancora, perché c'è a questo punto una narrazione che dice che il virus si è raffreddorizzato. È diventato più buono, ma non troppo. Ma soprattutto rimarcare quello che deve essere una vaccinazione a questo punto periodica, dedicata ai soggetti a rischio, alle persone più fragili, per far sì che non ci sia quel peso doloroso delle forme più pesanti. Perché è vero, spesso e volentieri la gran parte dei casi sono banali o sono forme più o meno impegnative, ma simili all'influenza che già conoscevamo. Presidente, diceva lei un premio non dato a lei ma a tutta la struttura che la collabora. Sì, sicuramente io ho ritirato un premio che vuole essere un riconoscimento alla squadra dei dipendenti e dei collaboratori esterni che ha portato il consorzio ad una dimensione completamente diversa, e poi non dobbiamo trascurare anche l'elevato livello di collaborazione con le istituzioni agrigentine con le quali abbiamo aperto e consolidato un dialogo che ci auguriamo possa essere il più fruttuoso possibile anche nel futuro. Io sono un innamorato del mio parlare, del linguaggio dei raffaellesi e dei miei parlanti locali. Ho cercato di mettere in evidenza quanto di più musicale, di più bello, di più esplicativo, di più significativo sono riusciti a tirar fuori dall'anima del linguaggio, l'anima di una umanità purtroppo che va scomparendo. Noi siamo figli della civiltà contadina, di una civiltà purtroppo che è tramontata e che ci ha lasciato il gusto della parola, il gusto del sentimento, il gusto del cuore, il gusto soprattutto di un linguaggio che adesso si è imbastardito e che non riconosciamo più come proprio. Grazie mille, sono onorata di aver ricevuto questo premio. Io sono un servitore dello Stato, cerco di farlo nel mio piccolo, nel miglior modo possibile con gli strumenti che ho a disposizione. Sì, ne sono davvero orgoglioso, Gemma, perché
hai visto che siamo in compagnia di eccellenze nazionali straordinarie e a rappresentare il teatro, Mimmo Galletti, quindi ringrazio davvero chi ha pensato, cioè Lelio Castaldo, a dare questo premio prestigiosissimo, ad attribuircelo, ne sono davvero orgoglioso. Gaia Bellia, ecco, un premio importante, Sipario d'Oro anche per il lavoro che svolgi, abbiamo visto un lungo curriculum attualmente per l'Unicef a Kabul. Sì, grazie mille, sono onorata, sono orgogliosa di rappresentare Unicef in Afghanistan, sono orgogliosa di portare un pezzettino di Afghanistan stasera qui ad Agrigento, di parlare di diritti umani, di diritti delle donne, del lavoro che fa Unicef e anche di portare un'immagine un po' diversa dell'Afghanistan, insomma, nel quale sappiamo tanta sofferenza, guerre, violenze, sofferenza, e volevo dare un occhio, uno sguardo un po' diverso e un po' di speranza. Il professore Frazzitta qui ad Agrigento riceve il premio Sipario d'Oro per una malattia purtroppo degenerativa molto importante e si sta diffondendo sempre di più. Cosa c'è da fare? Ma è una malattia certamente degenerativa, ma tra le forme degenerative la malattia di Parkinson è probabilmente, anzi sicuramente la meno grave, perché non determina un accorciamento dell'aspettativa di vita, come ad esempio accade per la malattia di Alzheimer o per la SLA. Certamente la qualità di vita di questi pazienti è molto bassa e quindi c'è molto da lavorare per cercare di migliorarne appunto gli aspetti del vivere sociale, che è molto importante, perché non è necessario vivere 85 anni se viviamo molto male gli ultimi 20 anni della nostra vita. Il premio Sipario d'Oro lei ha voluto premiare anche l'ideatore Lelio Castaldo, ma un lavoro quotidiano e costante per una città che va mantenuta pulita. Lei ha fatto anche un appello ai tanti cittadini a essere più civili. Sì, ringrazio Lelio Castaldo per l'invito, ma ho voluto anche dare un riconoscimento al direttore, perché la 16ª edizione ha attirato naturalmente tantissime personalità. Agrigento è lusingata di poter ospitare queste personalità. Mi parlavi anche della polizia, l'ho spiegato anche 3 volte, ci stiamo impegnando al massimo. Purtroppo ho trovato un contratto capestro, ci stiamo lavorando per il nuovo contratto e esorto anche tutti gli agrigentini, i miei concittadini, ad amare di più la città e mantenerla anche più pulita. Grazie. Ma non posso che essere onorato, e quando si ricevono questi premi, no, si rischia di fare un errore, no? Quello di dire sono arrivato. No, questi premi sono l'inizio di una strada ancora percorsa dalla voglia di migliorarsi, dalla passione, dalla necessità di cercare nuove possibilità nel mio campo investigativo per dare giustizia ai cittadini. È un'emozione particolare, perché questa età difficile, ma vissuta molto profondamente da parte del sottoscritto, sempre a beneficio degli altri, perché la mia morale è una: essere per gli altri prima di ogni cosa. Che quando ci sono queste manifestazioni che riguardano eccellenze in tutti i campi, è chiaro che sono delle manifestazioni che vanno sostenute e che fanno bene a tutti, perché riguardano la cultura, riguardano lo sport, riguardano la medicina, riguardano il teatro, eccellenze del territorio e non solo, e quindi è una manifestazione che raccoglie intorno a sé il mondo culturale, e di cultura ce n'è sempre bisogno per crescere e andare sempre avanti. Si è arrivati alla conclusione del Sipario d'Oro, alla 16ª edizione, un po' commosso anche per i riconoscimenti che hai ricevuto. Commosso e stanco. Siamo arrivati alla conclusione della 16ª edizione, perché ci sarà l'altra, quella successiva. Io sono un tipo scaramantico e dico che ci sarà l'edizione che è a cavallo tra il 16 e il 18, che la faremo l'anno prossimo. Qualcuno dice che l'asticella ogni anno aumenta sempre di più. Speriamo di riuscirci, grazie.